Tutti al Palasport Empedocle per assistere assieme sul maxi schermo il match che potrebbe regalare la storica promozione in Gold alla Fortitudo Moncada Agrigento, che domenica sarà impegnata alle 18 sul parquet di Roseto degli Abruzzi. È questa l'iniziativa che sta portando avanti il club biancazzurro dopo le molteplici richieste da parte di tifosi appassionati che intendono soffrire e gioire assieme, visto che la squadra sarà impegnata fuori dalla Sicilia. Non c'è nulla di pronto in caso di promozione per Scaramanzia, la grande festa verrà allestita successivamente, anche perché la squadra tornerà ad Agrigento soltanto nel pomeriggio di lunedì prossimo. Proprio per Scaramanzia in casa Fortitudo non si parla proprio di promozione, bocche cucite, si pensa soltanto ad allenarsi e raccogliere tutte quelle poche forze fisiche rimaste per cercare di ottenere questo storico risultato. C'è la consapevolezza inoltre che l'impegno con gli abruzzesi non è per nulla facile, visto che Roseto comunque è in piena corsa playoff e intende farsi perdonare dai propri tifosi dopo il KO nel derby di domenica scorsa a Chieti. Ecco perché la sfida riveste un'importanza notevole. Questo campionato di Silver si è confermato come uno dei più difficili in senso assoluto. Il pericolo è sempre dietro l'angolo, ma questa Fortitudo, che proviene da 15 vittorie consecutive, 18 nelle ultime 19 gare, non teme nulla e nessuno. La prova offerta la scorsa settimana contro il Ravenna ha confermato, anche se non ce n'era bisogno, che il quintetto di Franco Giani ha le spalle larghe, ha le idee chiare e sa quello che vuole e come ottenerlo. Insomma, massimo rispetto per il Roseto, ma nessuna paura, nessun timore. La squadra partirà alla volta dell'Abruzzo domani con un volo di linea da Palermo verso Roma, poi proseguimento in pullman verso il centro abruzzese. Previsto un ultimo allenamento nella mattinata di domenica mattina, poi sarà partita, la partita più importante della storia del club.